Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore. Signore e signori, buonasera a tutti e benvenuti al concerto straordinario del Coro Giovanile Italiano nell'ambito della 55esima edizione del Concorso Nazionale Corale Città di Vittorio Veneto. Salutiamo e ringraziamo per averci concesso questo prezioso luogo ricco di fede e di cultura Sua Eccellenza Monsignor Corrado Pizziolo, Vescovo di Vittorio Veneto, e Monsignor Michele Favret, Parroco di Serravalle e Sant'Andrea. Stasera ascolteremo il Coro Giovanile Italiano, una formazione fortemente voluta da Feniarco, la Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali Corali, fiore all'occhiello della coralità italiana, in quanto presenta una selezione di giovani voci tra i 18 e i 28 anni, provenienti da tutta Italia, diretti da due eccezionali giovani maestri, Davide Benetti e Petra Grassi. Il Coro Giovanile Italiano, oltre ad essere una formazione artistica di assoluto prestigio, è un laboratorio di alta formazione che ha contribuito in quasi 20 anni di attività alla crescita di molti giovani musicisti, cantori e direttori della coralità italiana. In qualità di coordinatore artistico del concorso nazionale di Vittorio Veneto e a nome di tutti i cori partecipanti e della giuria e dello staff, voglio ringraziare sentitamente l'amministrazione comunale, l'assessorato alla cultura e tutto lo staff dell'ufficio cultura per la sensibilità e la disponibilità costruttive sempre dimostrate nelle molte iniziative culturali organizzate e in particolare nei confronti della musica, che in questi giorni ci offre il prestigioso appuntamento con il 55esimo concorso corale. A tutti l'augurio che il canto che ci viene offerto in questi giorni a Vittorio Veneto sia portatore di bellezza, armonia e pace. Chiamo ora il sindaco Antonio Miatto, l'assessore alla cultura Antonella Oliana per un indirizzo di saluto. Buonasera a tutti. Io questa sera vi porto naturalmente il saluto della mia amministrazione e della città intera. Non posso nascondere la soddisfazione che la mia amministrazione ci sta dando, visto che il nostro impegno in campo musicale e in campo culturale non è mai scemato, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo incontrato in questi ultimi 2 anni. In questo senso io vorrei ringraziare il mio assessore, che tanto si adopera perché appunto Vittorio Veneto continui nel suo tradizionale impegno in campo culturale. Vorrei ringraziare anche Don Michele Favret, che questa sera ci ospita. Vorrei ringraziare
Sua Eccellenza il nostro Vescovo questa sera è venuto a trovarci e abbiamo tentato anche l'impossibile per questa sera, ovvero sia abbiamo invitato anche il Governatore della Regione Veneto, il quale naturalmente, preso da tanti impegni, non è potuto venire, però ci ha mandato 2 righe che mi pregio di leggervi. Pregiatissimo Sindaco Miatto, ringraziandola per il gentile invito, mi duole comunicare che a causa di concomitanti impegni non potrò presenziare ai 2 concerti previsti nell'ambito del 55esimo concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto. Desidero formulare per il suo cortese tramite il mio applauso all'amministrazione comunale e all'intera compagine organizzativa per gli sforzi profusi nella pianificazione di questo importante appuntamento, capace di dare lustro alla tradizione corale dei nostri territori, nonché promuovere anche turisticamente il patrimonio storico e artistico di Vittorio Veneto. Augurando un meritato successo all'evento, concludo porgendo i miei cordiali saluti e formulando il mio benvenuto in Veneto al Coro Giovanile Italiano, sicuro che verrà accolto dalla proverbiale ospitalità che contraddistingue la nostra gente. Luca Zaia. Buona serata. Gli altri ringraziamenti vanno doverosamente a chi ci ha aiutato in questa avventura che, ricordo, si verifica e si ripete soltanto pochi mesi dopo l'altra edizione. E quindi siamo riusciti a mantenere, qui lo posso dire con orgoglio, grazie anche a tutto il lavoro fatto dai nostri uffici, a mantenere il concorso corale anche quest'anno, pur avendolo fatto l'anno scorso alla fine di ottobre. Quindi i ringraziamenti vanno alla Regione Veneto, alla provincia di Treviso, alla Feniarco con il presidente Ettore Galvani, al Coro Giovanile Italiano. Il Coro Giovanile Italiano con i direttori Davide Benetti e Petra Grassi. E poi vogliamo ringraziare davvero di cuore tutti i cori arrivati a Vittorio Veneto per il concorso con i loro direttori, la giuria, il comitato artistico del concorso. Doverosamente gli sponsor, che sono il Consorzio Prosecco DOC con il presidente Stefano Zanette e la Banca Prealpi San Biagio con il presidente Carlo Antiga e Flavio Salvador. Inoltre nomino la rete di collaborazioni che è attivata per questo concorso corale. L'ASAC Veneto, l'Associazione Sviluppo Attività Corali del Veneto, Coro e Sezione ANA di Vittorio Veneto, l'Ipsar Beltrame, i cori del nostro territorio che ieri sera hanno dato vita a un incredibile, magico concerto Aspettando il corale che ha acceso i cuori di ognuno di noi. Ricordandovi comunque che il concorso continua domani mattina al Teatro da Ponte e nel pomeriggio con il 27° Gran Premio Efrem Casagrande. Ma approfitto dell'occasione anche per dire un'altra cosa. Noi oggi pomeriggio, questa mattina anzi, eravamo circondati nella pieve di Sant'Andrea ascoltando i cori dai dipinti nelle pareti del 3400, pregevolissimi. Ora invece avete davanti a voi quello che è uno dei nostri gioielli del nostro patrimonio artistico vittoriese, la pala di Tiziano Vecellio. Guardando questa pala voi vedete che c'è un personaggio, un santo, Sant'Andrea, che guarda verso di voi. Lui vuole introdurvi all'interno del dipinto per portarvi a vedere nella parte superiore la Madonna con il bambino, circonfusa di quella luce tipicamente tizianesca, con quelle figure angeliche che si smaterializzano nell'atmosfera dorata, che contrasta con la parte inferiore di colore azzurro del cielo. Perché vi ho detto questo?
perché ho il piacere di ricordarvi che il 26 di giugno ci sarà una giornata che Vittorio Veneto dedicherà interamente a Tiziano Veceglio, entrando all'interno di quegli eventi organizzati dalla Fondazione Tiziano di Pieve di Cadore che vengono definiti l'estate tizianesca. Siamo riusciti ad entrarci quest'anno per la prima volta e siamo l'unica città al di fuori di quel contesto che partecipa, quindi anche questo per noi è una grande soddisfazione. Ci sarà una lectio magistralis qui all'interno della chiesa e poi la proiezione del docufilm che è stato visto per la prima volta a Milano nell'occasione della mostra Tiziano agli inizi di maggio. Ma Leonardo diceva che la pittura è sorella della musica e allora adesso che parli la musica. Grazie a tutti. Vi ricordo che ci sarà un brevissimo intervallo di 3 minuti tra la prima e la seconda parte, quindi non spostatevi dalle vostre posizioni. Ed ora chiamiamo il coro giovanile italiano. Coro giovanile italiano diretto da Davide Benetti e Petra Grassi.
Quantus Deus est
Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio, Prosecco Doc, a chi ha l'Italia nel cuore.